Risolvere questioni spinose, farlo nella tormenta dello Sport City. Questa la missione di NES Calcio 8 FC De Angelis. Buonasera e benvenuti al circolo di Via Alvaro del Portiglio per la 21esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8 che tratta di lotta salvezza. NES Calcio 8 appunto, un punto avanti il fanalino di coda De Angelis. Proveremo a darvi conto e cronaca di una gara che si giocherà esclusivamente per l'ottima tenuta del terreno di Via Alvaro del Portiglio, che ha resistito ad un weekend di piogge e a un lunedì di tormenta assoluta. Dovremo probabilmente ogni tanto spostarci dalla nostra posizione abituale, ma andiamo a leggere, per darvi conto appunto in cronaca della gara, delle liste con le quali mister Benedetti e Roberto De Angelis si presentano a questo appuntamento cruciale nella lotta salvezza, iniziando dai padroni di casa di NES Calcio 8 che si schierano in maglia rossa dalla destra alla sinistra dei vostri monitor, con il numero 10 Alcini, 7 Cosimi, 13 De Paulis, 4 Ferri, 9 Fiammelli, in porta c'è Pacioni, 2 Palmieri, 8 Peruzzini, 14 Alessandro Trevisani, col 6 gioca Stefano Trevisani, ancora squalificato e ancora fuori, scusate, e Lorenzo col numero 11 Zanobi, risponde agli Angelis col 22 Aversano, poi 16 Belviso, 7 Cavaniglia, 8 Cioccari, 2 Roberto De Angelis, 5 Giacinti, 11 Giannini, in porta Cellucci, col 10 naturalmente il nuovo acquisto Daniele Rossi. Il primo possesso è del NES Calcio 8 che prova a giostrare la palla in zona difensiva. Come vedete ci sono delle frazioni di campo dove la pioggia ha battuto in maniera più severa ed è andata quindi a scavare delle pozze. Qui però l'ottima riuscita dell'azione sulla destra per il NES, che rientra, palla a ritroso, il destro dalla distanza, subito Lucci, e la soluzione dei tiri dalla distanza con il terreno viscido che con i rimbalzi incontrollati può trarre in inganno Pacioni e Lucci. Pacioni qui non ha dovuto vivere il rimbalzo del pallone, ma è andato diretto con i pugni. Giannini prova a presentarsi così alla sua prima da titolare con la maglia del De Angelis. L'ex Pizza Boom Trastevere in campo, così come Cioccari e come Daniele Rossi, è andato a pescare tra le glorie della Lega Calcio 8 di 2 anni fa, e naturalmente Daniele Rossi che la stava disputando anche in questa stagione. De Angelis per tentare una difficile salvezza. Qui proprio il presidente che passa a Giannini. Pressato Giannini, riesce ad andare dritto per dritto dal pibe Cavaniglia, palla persa. Allora Alessandro Trevisani, rinforzi che giungono in famiglia per il NES Calcio 8, che qui deve fronteggiare ancora un assalto di Cavaniglia. Palla dietro ad Aversano, converge Aversano, allo spazio per servire Daniele Rossi. Rossi da fermo da dietro a Giannini. Due naturalmente si intendono alla perfezione, avendo giocato tanti anni insieme con la maglia giallorossa. Il filtrante è carpito però dal NES, che prova a ripartire con Manuel Cosimi. Cosimi lungo la propria verticale raccoglie il passaggio di ritorno del compagno e cambia versante sulla destra. NES manovriero con passaggi in orizzontale, che prova ora l'incursione. È buona l'idea, non l'esecuzione però, verso il numero 10 il rientrante Daniele Alcini. Rientrante già da qualche giornata da un infortunio molto grave, il giocatore simbolo della promozione delle NES. Qui Cioccari per Rossi al volo, va da Cavaniglia, poco da fare però in questo tentativo. Cioccari poi prova ad impegnarsi ma non tiene dentro il rinvio di Alessandro Trevisani. Prova ad andare lungo ancora da Bomber Alcini, solo fallo laterale per Manuel Cosimi. Ecco qui sotto la nostra postazione destreggiarsi il numero 13 Angelo De Paulis, che va dall'11 Zanobi, di nuovo a destra. Buona combinazione poi sulla fascia per NES, che va alla conclusione. Alta sulla traversa di un De Angelis che soffre quando puntato con gli 1-2 sulle fasce. Nel primo caso Lucci era dovuto intervenire con i pugni. Rossi col petto per Cavaniglia, è intercettato però dopo il controllo. Allora deve gestire il possesso il NES. Rossi va alla conclusione, risponde alla grande Pacioni. Una dormita difensiva di NES Calcio 8, che qui prova a riproporsi andando sulla destra, trattenuta prolungata da parte del numero 7 Cavaniglia. Punizione che va ribattuta.
Alcini ha battuto corto. Primo pericolo quindi corso anche dalla porta di Pacioni. È stato Daniele Rossi a liberarsi alla conclusione. Zanobi si è difeso bene Pacioni col piede. Palla che ha schizzato sul terreno. Non facile la lettura per l'estremo difensore di Nes Calcio a 8. Brivido sulla schiena di mister Benedetti, ma si continua con l'intercetto da dietro di Aversano. Giannini si propone in qualità di metronomo, così come è sempre stato nella sua carriera nella Lega. Cioccari prova a convergere tornando dall'ex compagno Giannini. Rossi si è abbassato qui a destra, prova ad inventare il filtrante, buono per Cavaniglia, buono anche lo stop, grande idea di Daniele Rossi che indipendentemente dal rimbalzo che poteva avere il pallone è riuscito a recapitare una palla molto precisa al Pibe Cavaniglia in inserimento. De Paulis, di nuovo De Paulis, Alessandro Trevisani sale superando Daniele Rossi, poi palla rallentata dal terreno bagnato, fallo laterale per Manuel Cosimi, ma no, la rimessa è invertita dai direttori di gara che la danno all'albiceleste del De Angelis, che rimette ora su Giannini. Alzato la palla su Rossi, Giannini ancora, gliela toccano, fallo laterale per l'albiceleste dall'altra parte. Battuto in questo istante, ancora Giannini, sempre lui a raccogliere gli inviti dei compagni, va da Cioccari. Potrebbe liberare la conclusione, allarga da Capitan De Angelis che ci prova. Buona la volontà, cattiva la coordinazione per il presidente della squadra, che è ultima insieme a Demmers FG Consulting e al gruppo Project Immobiliare. Solo una lunghezza più avanti il NES. È un po' ironia della sorte che debbano giocarsi una gara così importante sotto questo diluvio, queste due squadre. Col numero 11 che sale, buona la palla appoggiata, Cosimi che gliela dà di ritorno e non sbaglia, il gol è di Zanobi, 1-2 che coglie il De Angelis impreparato centralmente, 1-0 NES. Rimonta che sarà resa difficile anche dalle asperità del terreno che per ora hanno favorito il NES. Giannini direttamente da centrocampo, la blocca così Pacioni. Certo che con un diluvio del genere solo l'ottima tenuta del terreno dello Sport City, che lascia naturalmente pozzanghere qua e là come è fisiologico che sia, poteva permettere comunque lo svolgimento della gara, dato che, dobbiamo dirlo, il 90%, oppure anche forse qualcosa di più del campo non sta risentendo più di tanto della pioggia che continua a cadere incessante qui a Roma da qualche giorno. Cioccari dalla gran distanza, nel frattempo vola Pacioni e mette in corner. Parlavamo delle conclusioni con rimbalzo sul terreno, ha provato diretto verso l'incrocio dei pali Cioccari, è servito un volo il migliore di Pacioni, qui calcio d'angolo battuto corto poi dal De Angelis. Ma è da ribattere, Cioccari e Giannini sul punto di battuta, ora si avvicina Rossi che andrà verosimilmente diretto al cross dentro. Sul calcio d'angolo il De Angelis aveva pareggiato la sfida con Bacci Immobiliare, proprio con Rossi appostato sul primo palo, e lui invece a battere dentro l'uscita di Pacioni con i pugni, resiste Nes, Alcini desiste invece dal rincorrere il pallone che verrà rimesso da Belviso. Giannini, ancora Belviso. Si torna da Riccardo Giannini, il suo destro che è troppo chiuso nella sua traiettoria, nessun problema per Pacioni. Per ora decisivo già in due circostanze per le sorti di Nes. Alessandro Trevisani, il difficile ruolo di ultimo oggi, a dar dentro una buona palla a Zanobi che la dà ad Alcini. Alcini a sinistra, Cosimi che la riesce a tenere in campo, si torna da Alcini, vorrebbe concludere. Prova a ritagliarsi lo spazio, si torna a destra, ancora Alcini, dal limite la conclusione, troppo chiusa anche questa ad incrociare da parte del numero 10, simile a quella tentata da Giannini un paio di minuti fa. Lancio lungo di Belviso, Rossi la stoppa lì, la lascia il Pibe Cavaniglia, avanza Diego Cavaniglia, un paio di uomini intorno, sceglie Giannini, favorito da un velo Giannini al tiro, ancora alto sulla traversa, e questa
la trama scelta dal De Angelis per affrontare questa sfida. Tanti tiri dalla media distanza, a cercare di cogliere impreparato Pacioni e a sfruttare le doti balistiche dei propri tanti frombolieri. Qui la lascia malamente lì Cosimi, allora Giannini. La pressione positiva del Nes che perde palla di nuovo con Cioccari, fisicamente tiene Cioccari a un paio di interventi forse fallosi, si prosegue per il vantaggio. Giannini da Cavaniglia, rientra bene Cavaniglia d'esterno dentro il taglio di Rossi, seguito dalla difesa di Nes che rilancia Alcini da Boa, male in uscita ai Rossi, allora ancora l'Albiceleste che scambia sulla tre quarti. Giannini prova a far gioco, rimane in piedi, calcio di punizione. Pioggia che per ora ci grazia almeno nella direzione presa dal vento. Rossi nel frattempo diretto in porta, comunque fuori alla destra dell'incrocio difeso da Pacioni. Ha provato la soluzione estemporanea col portiere che stava ancora piazzando la barriera che non era stata chiamata. Da dietro Aversano può salire rasoterra, Rossi, gran palla di ritorno, Aversano non arriva, da fuori Cioccari, sale ancora il De Angelis. Giannini prova l'imbeccata dentro, ma Nes calciotto chiude bene ogni traiettoria per ora. Intervento deciso questo che va a subire Mattia Palmieri sulla destra, ne trae un fallo laterale. Battuto ora lungo, l'assist tentato in spaccata da Zanobi che si lamenta, ma si prosegue. Cioccari, cambio di gioco lungo. Palla allora ancora in fallo laterale per Nes, calcio a 8. Ora effettuato, la palla è riconquistata dalle De Angelis che gioca verso Cioccari, chiuso da due uomini e costretto a retrocedere anche dalla buona pressione di Zanobi. Allora De Angelis spazza un po' senza guardare Pacioni che prima la chiama, poi se la ritrova lì dopo un rimbalzo anomalo così come è normale che sia. Il terreno così zuppo. Sale la Nes, calcio a 8 sul settore destro, intervento in scivolata, è falloso, sarà calcio di punizione. Chiama un posizionamento attento della propria barriera Adriano Lucci, ritornato tra i pali dopo qualche settimana d'assenza nelle fila del De Angelis. Sta per partire la rincorsa di Daniele Alcini, potrebbe andare con l'esterno, ma invece col piatto la palla passa ed è deviata sulla linea da De Angelis. Deviata e scalciata via dalla porta, una palla che probabilmente non sarebbe entrata per il giro che aveva preso il pallone. Si arrabbia mister Benedetti dalla panchina, viene invertita la rimessa in favore delle De Angelis. Ha visto Buzzi posizionato sull'altro lato, il non tocco del capitano e presidente della squadra albiceleste. E qui sale di nuovo con Aversano, fa correre sulla sinistra Belviso. Scambio buono con Cavaniglia, ancora Belviso, si presenta quasi al limite, c'è un tocco, calcio d'angolo per il De Angelis. Entrato da poco nel frattempo Alessandro Fiammelli nelle fila di Nes. Corner De Angelis, battuto lungo sul secondo palo. Aversano non può arrivare in terzo tempo, data la lunga rincorsa che aveva compiuto per portarsi su quel pallone che Cosimi lascia numero 13 Angelo De Paulis. Fiammelli non la tiene, quindi Giannini, toccato, Giannini rimane in piedi, calcio di punizione.
Rossi col mancino che appoggia Cavaniglia dalla tre quarti. Belviso ha optato per l'azione corta il De Angelis, che poi va a riallargare su Cioccari, calcio d'angolo. Posizionato attentamente il Nes calcio 8 su questi tiri piazzati. Dalla panchina arrivano continue raccomandazioni sull'attenzione nella marcatura. Palla ad uscire ed è ancora a svettare Alessandro Trevisani, che concede un altro corner dall'altro lato. L'angolo stavolta lo batte Diego Cavaniglia. Teso dentro, c'è un tocco all'altezza del primo palo che può favorire un rinvio della formazione di casa sul petto, scusate, di Fiammelli, che lavora bene una palla per Cosimi. Cosimi la porta, va poi al mancino. Soluzione più d'alleggerimento che un reale tiro in porta di Cosimi col piede debole. Palla alta e lontanissima dai pali di un Lucci, che stavolta non deve nemmeno intervenire. Con l'esterno Cavaniglia, con proprietà, dalle parti di Daniele Rossi, che guadagna fallo laterale. Lo batte egli stesso verso il numero 7, che seppur con una lunga assenza dai campi sta per ora ben figurando, così come Cioccari. Si ferma Cioccari all'ingresso dell'area di rigore per guadagnare un fallo laterale. Va di nuovo Cioccari su Rossi, si libera Rossi al limite, poi la conclusione di Giannini, fuori non di molto. Ingresso di Luca Giacinti, che si piazza stranamente in attacco per il De Angelis. È uscito Daniele Rossi qui sotto la nostra postazione. Cosimi sulla pressione vincente di Cioccari, che gli sfila il pallone andando da Aversano. Allora Lucci in difficoltà sulla pressione, un giocatore di Nes addirittura con la finta. Lucci, poi si va da Roberto De Angelis, che la tiene in campo. Cioccari ha un controllo non facile ed è costretto al fallo. Piove incessantemente qui sullo Sport City, quando siamo giunti circa al quarto d'ora di gara di Nes Calcio 8 De Angelis, valevole per la 21esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, con i padroni di casa che sono in vantaggio per 1-0. Al momento staccherebbero di 4 lunghezze il De Angelis, fanalino di coda insieme ad Emmers e gruppo Progetin. La lunga rincorsa di Manuel Cosimi. 2 in barriera, parte ora Cosimi. Botta di Cosimi, deviata che schizza sul terreno bagnato e favorisce poi il contropiede portato bene da Cavaniglia, che allarga a memoria per la sovrapposizione di un Belviso, che tradito ancora una volta dal pallone che scivola via, lo fa finire in fallo laterale, già battuto. Palmieri, addirittura col tacco da Alessandro Trevisani, si torna da De Paulis. De Paulis controlla con pazienza il piazzamento dei compagni e decide di ripartire ancora da Alessandro Trevisani. De Angelis, che era salito bene in pressing, e costringe quindi Nes ad un'azione elaborata sulla propria tre quarti, dove ben figura ancora una volta Zanobi, l'autore del gol dell'1-0. Qui palla che sfila fino all'intervento puntuale di Belviso. Allora Giannini, cerchio di centrocampo, Giannini si ferma e riparte a testa alta, quindi Belviso non passa, dal rimpallo ne esce fuori un assist praticamente per Zanobi, quindi Cosimi qui sotto a battagliare con De Angelis, che ne esce vincitore in parte perché la palla c'era Fiammelli, ancora Manuel Cosimi, di nuovo Fiammelli, ora gestione del Nes Calcio 8 che passa da Zanobi, autore del gol dell'1-0, va ad allargare verso Cosimi, di nuovo Zanobi. Ross lungo a rientrare sul secondo palo, serve una buona copertura di Cavaniglia in ripiegamento difensivo. Giacinti che continua a fare il centravanti, Cavaniglia che va a retrocedere fino a stoppare questa buona azione condotta da Nes, che aveva cambiato gioco con una buona intuizione. Lungo l'out di destra aveva provato Stefano Trevisani, mattatore del match contro Zio Mauro. Noi approfittiamo del time out in favore del Nes per una piccola pausa.
La ringa di Benedetti, la reprimenda di mister Patrizio De Santi, sta fuori a seguire la sua squadra, a dare preziose indicazioni soprattutto sul modo in cui deve giocare un De Angelis relegato dall'inizio stagione alla lotta a salvezza. Vuole vedere più carattere, più voglia di combattere e naturalmente può derivarne anche dalle condizioni meteo per un De Angelis di fatto per ora ancora condannato all'ultima posizione, che vedrebbe poi una rivale salvezza come Ness Calcio 8 correre via a 17 punti con 4 lunghezze di vantaggio. L'Albiceleste non se lo può permettere, attacca sulla sinistra con Belviso, Cavaniglia non riesce a passare, ancora fallo laterale per il De Angelis che ne ha battuti tanti dalla zona offensiva ma con poco costrutto. Ora viene cercato Giannini, appoggio al limite, Giacinti col destro ancora con i piedi, Pacioni si fa sentire anche dall'altra parte mister Alessandro Benedetti, che ha visto tanti giocatori ruotare negli ultimi tempi per il suo Ness Calcio 8, che è sembrato con Zio Mauro Maccarese ritrovare quella quadratura di un tempo. Poi alla fine il risultato non ha premiato i ragazzi oggi in maglia rossa qui sul proprio terreno di casa, dove era stata costruita buona parte dell'ottimo ruolino di marcia del girone d'andata. Qui Alessandro Trevisani a respingere Giannini, tiene palla Giannini, carica la conclusione ancora una volta, incrocia troppo col destro Giannini, che mancava da tanto da titolare all'interno di un campo di Serie A della Lega Calcio 8. Va a rincuorarlo Cioccari, Rossi ancora seduto in panchina. Pacioni, lunghissimo rinvio, stacca di testa un giocatore del De Angelis, non c'è fallo, quindi Fiammelli spara altissimo, era salito in cielo Aversano che lamentava un punte, gli arbitri non hanno però ravvisato. Giacinti, Giannini, Cioccari non arriva, quindi prova a partire l'autore del... no, anzi scusate, non è lui, è De Paulis, perde palla, allora Giacinti, Cioccari per Giannini. Giannini bene in avanti per Cavaniglia che prova a combattere facendo tornare palla a Cioccari, scava per Giacinti, stop in area di rigore, poi al lato corto dell'area, ancora Giacinti, lotta e porta a casa un calcio d'angolo, anzi no, calcio di punizione per il De Angelis. E Giacinti che da centravanti gioca come da difensore, la solita grinta, il solito carisma quando è in possesso di palla, il giocatore che per tante partite in assenza di Roberto De Angelis da titolare aveva vestito la fascia dell'Albiceleste. Qui si conquista un calcio di punizione contestato dai giocatori di Ness, che erano più d'accordo su un calcio d'angolo. Uno in barriera, posizione defilatissima, quella da cui batte Riccardo Giannini. Teso dentro Giannini, nessuno all'appuntamento con la deviazione di testa, una buona idea, palla che è transitata di fronte a Pacioni, l'ha vista scorrere direttamente dall'altro lato dove si avvicina per la rimessa laterale Palmieri, lungo da Fiammelli, intercettato, sale di qualche metro il Ness calcia 8. Colpo di testa alto, poi Cavaniglia per Giacinti di tacco. Sicuramente non sarà piaciuta questa giocata a mister Patrizio De Santis, che aveva chiesto lotta e concretezza. Sta vedendo qualche colpo di fino di troppo da parte dei suoi. Fiammelli col tacco, stavolta meglio, ma comunque intercettato da Cioccari, che concede fallo laterale. Non manca molto al termine della prima frazione, quando la Ness batte proprio dentro verso Fiammelli. A duello con Aversano che non fa sconti e protegge la rimessa dal fondo effettuata, corre Belviso, si fa incontro Giacinti, palla che prende uno strano giro sulla corsa di Giannini, poi De Angelis in anticipo su Cosimi, portatore dello spirito della propria squadra. De Angelis è uno dei migliori per ora quando deve salire a intercettare in anticipo. Ora Cioccari, Belviso va lungo da Giacinti, deve impegnarsi per tenere in campo il pallone, ci riesce ma è puntualissimo. Ancora una volta Palmieri, tra i migliori dei suoi, a tornare indietro. Angelo De Paulis, Alessandro Trevisani, scava un pallone dove sale in cielo Aversano, servendo un avversario, intervento in scivolata sul pallone, a dire dei direttori di gara. La palla tra l'altro ce l'ha ancora il Ness,
che con Cosimi la mette fuori perché è rimasto a terra nell'occasione il mattatore del match contro Zio Mauro, vale a dire Stefano Trevisani. Accelera il riscaldamento 2 membri di Ness Calciotto in panchina che fanno ora il loro ingresso. Trattasi del numero 8 Peruzzini. Entra lui per ora. Fallo laterale De Angelis che sportivamente restituisce palla a Ness, che come al solito riparte da un sempre sicuro Alessandro Trevisani. Rasoterra, sponda ottima di Fiammelli da Cosimi. Vorrebbe una sovrapposizione Cosimi che poi converge, va a destra, palla che non tiene in campo Palmieri. Fallo laterale per il De Angelis. Dato un minuto di recupero, iniziato da una decina di secondi, quindi 50 al termine di questo primo tempo quando Cavaniglia va in profondità, ma Pacioni è attentissimo e scaglia direttamente nel parcheggio. Buona pace di chi avrà messo la macchina in sosta in quei pressi. Belviso scambia con Giannini, ritmo basso in chiusura di prima frazione, tanta anche la fatica generata dalla condizione del terreno di gioco. Qui Zanobi che allontana il pallone, Buzzi senza nemmeno girarsi gli dà il giallo. Pacioni che con educazione chiede la barriera. Con uguale educazione Lucci vorrebbe un pallone con cui poter riprendere la sfida. Lo sentono dalla panchina del Ness. Si batterà questo calcio di punizione, poi verosimilmente terminerà la prima frazione. La rincorsa di Giannini che da là va sicuramente diretto in porta, probabilmente cercando l'ausilio del terreno viscido. Parte Riccardo Giannini col destro, la palla che filtra. Col tacco qualcuno di fronte a Pacioni. Ma basta così per il primo tempo. È 1-0 tra Ness Calciotto ed FC De Angelis. Tutto pronto per il secondo tempo tra Ness Calciotto e De Angelis. La 21esima giornata di Serie A della Lega Calciotto, con la De Angelis che batte in fretta. Va da Cavaniglia, vicino al gol del pari. Un inizio di secondo tempo a 200 all'ora per una De Angelis che ha bisogno delle giocate dei propri singoli, della coesione della propria squadra per venire fuori da una situazione non facile, anche perché Ness Calciotto oggi sembra aver ritrovato ancor più che nella trasferta del Garbaglia la solidità e la grinta che aveva contraddistinto buonissima parte del girone d'andata. Qui retropassaggio, contestazione di Ness, ma probabilmente non è stato passato col piede il pallone. Albiceleste che prova a ripartire dalla destra, ma è buono l'intercetto di Cosimi. Qui sotto la nostra postazione agisce Palmieri che ha giocato un ottimo primo tempo in fase di copertura. Palla che passa ma solo per un attimo, quindi De Angelis ancora, Giannini, lunghissimo Giannini, Alessandro Trevisani, ci si mette anche il vento naturalmente a funestare una serata già non facile, ma la pioggia ha smesso di battere. Il vento è probabile segno che a breve riprenderà anche durante Golbet Calciotto Code 272, partita che seguirà questa. Giannini subisce fallo con un attimo di ritardo, arriva il fischio. Giannini la batte corta questa punizione, andando da Cavaniglia. Se l'allunga Cavaniglia, è lui l'ultimo a toccare. Fallo laterale Ness. Tante volte abbiamo sentito in sede di comunicato ufficiale il presidente Capelli, il direttore sportivo Pancione e mister Benedetti cercare di sferzare una squadra che doveva ritrovare quello spirito antico. Oggi probabile alleata anche la pioggia, lo sta facendo con pieno merito. Palmieri vorrebbe osservare il movimento di Fiammelli in area di rigore, ma decide poi saggiamente di ricominciare da De Paulis che scodella ma vede intercettato il suo cross. Giannini, Rossi prova a far correre un compagno, lo fa bene perché Ciocca rilascia lì a Cavaniglia che si fa rimontare da un ottimo Alessandro Trevisani.
Calcio di punizione conquistato da Palmieri, che continua a giocare una partita diligente, sagace, con giocate pratiche, semplici, così come si confà a un esterno difensivo. Ora di palloni ne tornano una miriade da fuori, complice anche l'ausilio di Claudio Marini qui dallo Sport City. Cosimi vede che Giannini si sta allacciando lo scarpino, i due si conoscono, hanno anche giocato insieme ai tempi della Roma Calcio 8 nella scorsa stagione. Trevisani, il suo lancio, palla che rimbalza ma direttamente fuori, vale nulla, lo scatto in avanti di Fiammelli. Aversano, l'intervento, allora Cioccari se ne va, prova a passare, Cavaniglia poi un colpo di testa, Cosimi si lotta, alla fine il fallo viene fischiato in favore di Ness. Pratica calma Cosimi, non è giocatore così solito predicare calma, ma ha ritagliatosi questo nuovo ruolo in Ness Calcio 8, un giocatore più di esperienza nella Lega. Qui Cavaniglia alza un campanile che Rossi deve mettere giù, ma è buono l'intervento su di lui di De Paulis. Quindi Palmieri, sale ancora Palmieri, centralmente da Fiammelli, che stavolta non fa la solita precisa sponda, quindi il De Angelis, con Giannini tagliato fuori dal passaggio di un compagno, il destro dalla gran distanza, tentato da Peruzzini, contrato, allora Giannini può far correre Diego Cavaniglia, all'ingresso dell'area di rigore Cavaniglia, calcia sull'esterno della rete. Cosimi, messo in movimento direttamente dal proprio portiere, Cosimi va lungo sull'intervento sbagliato di Giacinti, allora si deve superare Lucci. Aversano raccogliendo il miracolo del proprio portiere che tiene in piedi le De Angelis, un ritorno che serviva, quello tra i pali di Lucci, sostituito comunque più che degnamente, niente meno che da Mirko Laudicino, almeno negli ultimi match. Laudicino che si è reso protagonista di un'ottima prestazione nel punto guadagnato in casa dalle De Angelis contro Bacci. Qui Rossi sbaglia, allora Palmieri, giostra in mezzo al campo Ness con Cosimi, sale ancora Palmieri, pressato da Aversano, intervento sul pallone, tunnel da Aversano che lotta ancora, va da Rossi, Aversano servito in area, riesce a saltare Pacioni, va giù, ma l'arbitro non dà calcio di rigore, proteste delle De Angelis. Pacioni dice di essersi spostato, l'aveva di fatto superato Aversano, la palla che scorreva lungo tutta la linea di porta, azione naturalmente da rivedere, questa che i direttori di gara molto più vicini di noi al luogo dell'accaduto danno come un non fallo. Aversano si arrabbia con l'arbitro, riceve cartellino giallo, prosegue nelle proteste, coadiuvato anche da Giacinti e Giannini, vuole calmare le acque le pibe Cavaniglia. Intervento deciso da Aversano che sembrava sul pallone, ma ha tirato via anche in un certo senso Palmieri, che se la ride sotto la nostra postazione perché dice di non essere volato a caso. Che gesti di distensione tra Cosimi e Rossi. Cosimi non cerca una palla tesa ma cambia gioco sapientemente da De Paulis che calcia su Giannini, il rimbalzo fornisce nuovo fallo laterale ai ragazzi di mister Benedetti che da qualche minuto non dà indicazioni, anche perché vede i suoi con una certa autorevolezza stare sul terreno di gioco, anche se qualche minuto fa occasione d'oro per il De Angelis per pareggiare. Giacinti qui con un bruttissimo intervento, arriva il direttore di gara, cartellino giallo per Giacinti. E si è fatto male qui Peruzzini, calciato via da Giacinti e se l'è cavata con un giallo stavolta. Cartellino arancione, sentiamo di dirci, almeno dalla nostra postazione. Naturalmente il tenore della contesa è altissimo e non potrebbe essere altrimenti. È una gara che vale tanto per quanto riguarda la lotta per non retrocedere in Serie A2. Ma Giacinti un po' sopra le righe, qui
Palmieri va a predicare calma. La punizione tra l'altro è per il De Angelis e questo certo non depone a favore del direttore di gara, che quindi ha dato un giallo per fallo di reazione a questo punto a Giacinti. Verosimilmente poteva starci il rosso. Rossi prova ad andare Rossi, ma è fermato, si impegna poi nel recupero della palla. Scusate, era Cioccari. Giannini non è toccato da dietro, allora Peruzzini che si è ripreso. Numero 4 Ferri, entrato da poco, fa transitare dietro da Alessandro Trevisani, quindi Palmieri. Sale indisturbato, cerca l'assist, dentro serve un ottimo intervento di Giacinti. Bravo poi anche a tenere in campo il pallone, a rigiocarlo verso Capitan De Angelis. Lungolinea verso Cioccari che se ne va in bello stile. Non arriva il Pibe Cavaniglia. Palmieri. Palla intercettata da Cavaniglia che recupera dal proprio errore. Poi Giannini, lottano quelli delle De Angelis. Arriva Aversano, sale il 22, palla servita a Rossi. Rossi col destro prova a scavare un buon pallone che Giannini stoppa male. Fallo laterale De Angelis. Era riuscito anche col piede opposto Rossi a servire un pallone ghiotto a Giannini. È mancato un po' nel controllo. Qui il Pibe Cavaniglia. In mezzo a un nuvolo di uomini Cavaniglia protegge il pallone e lo riesce a far transitare quasi fino in area di rigore, dove lotta Aversano. Ancora De Angelis con una serie di rimpalli che possono favorire il contropiede, che non parte perché c'è Giannini che parte col tiro col sinistro. Pacioni mette a terra in due tempi. Occasione non da segnalare a livello da highlights, ma sicuramente presenza offensiva del De Angelis che in questa ripresa non manca. Fiammelli non controlla ancora il pallone che viene rilanciato in avanti un po' a casaccio dalle De Angelis, raccolto dal Ness, quindi Aversano. Sbaglia tutto Aversano, servendo dalla gran distanza. Il tiro del numero 4 Ferri ci mette i pugni Lucci che devia in corner. Vai dentro Fede, secondo palo, Peruzzi. Calcio d'angolo Ness, battuto rasoterra sul primo palo e un assist al contropiede delle De Angelis, spinto da Luca Giacinti. Sale ancora cercando di correre in diagonale Giacinti che serve Aversano con un pallone reso corto dal terreno di gioco. Fiammelli, rasoterra, potente, bene dall'altra parte dove arremba Ferri. C'è la chiusura puntuale di Roberto De Angelis. Belviso qui sotto la nostra postazione è uscito per far spazio ad un compagno e segue molto attentamente, così come Patrizio De Santis, l'evolversi della faccenda che vede per ora trionfare Ness calciotto seppur di misura. Un cross dalla sinistra, ancora di Ferri, positivo il suo ingresso, calcio d'angolo guadagnato. Sale Stefano Trevisani, salgono i saltatori di Ness in area di rigore, anche De Paulis e Fiammelli. Sono tanti quelli del De Angelis, 3 quelli di Ness calcio 8, è pronto sul punto di battuta Ferri. Batte teso dentro Ferri, il colpo di testa fuori, poi Cosimi carica una conclusione smorzata al limite. De Angelis che prova a ripartire con lo tunnel di Cavaniglia che corre lungo la fascia sinistra, velocissimo Cavaniglia, lo riprendono e vanno in scivolata. Ancora ottimo l'intervento di un ottimo Angelo De Paulis. Pacioni. Il rinvio con i piedi, spiova dalle parti di Fiammelli, anticipato da Giacinti, tornato nella tradizionale posizione di difensore centrale, serve in avanti Daniele Rossi. Rossi l'assist per Giannini che non passa, allora Cosimi l'intervento con la gamba tesa secondo il direttore di gara, fallo per Ness. Battuta veloce la palla su Trevisani che stava protestando con l'arbitro, l'intervento duro di Aversano. Calcio di punizione per Ness. Cosimi. A sinistra De Paulis. Finta il cross, poi lo effettua. Lucci in qualche modo, tradito anche dal rimbalzo, va in Bacher a respingere. Giannini chiede un 1-2 che non può chiudersi però per un ottimo intervento ancora una volta di Alessandro Trevisani dalle retrovie. Perfetto in anticipo per ora, il 14 di Benedetti. Giannini scambia con Cioccari. Centralmente il Pibe Cavaniglia.
Aversano, pressato alto da Stefano Trevisani, trova comunque la via per servire Giannini, cerca un varco, Giannini scava dentro l'intervento da fuori, poi Rossi che controlla dalla tre quarti, non può far molto, allora va da Giannini. Cioccari largo a destra, tiro cross di Cioccari, deviato, calcio d'angolo, era probabilmente quello che cercava il numero 11 neoacquisto albiceleste, che va egli stesso a battere il corner con Giannini appostato fuori. L'appoggio è dentro l'area di rigore, il colpo di testa che spiove dall'altra parte, dove però Luca Giacinti non può far nulla per tenere in campo un pallone che Ness Calciotto rimetterà con le mani quando manca una decina di minuti al termine della gara. 21esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Ness Calcio 8 che nella prossima si vedrà con Checco dello Scapicollo, sta battendo 1-0 il De Angelis, che nella prossima sfida gli Hammers. Palmieri protegge e poi fa correre Stefano Trevisani, un'imbeccata che non c'è, un 1-2 che non può chiudersi, allora Giannini, rimontato da Trevisani, Giannini, ottima giravolta in mezzo al campo, allora Aversano che sta attaccando più rispetto al primo tempo, chiude un 1-2 con Cavaniglia, doppio rimpallo, fallo laterale per il De Angelis che ha anche chiesto time out, ne approfittiamo per una piccola pausa. 10:30 al termine più eventuale recupero qui allo Sport City, siamo 1-0 per la Ness Calcio 8 contro il De Angelis nella 21esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Dopo questa ne mancheranno altre 9, si sfidano la 13esima rispettivamente la 16esima in graduatoria, quindi partita dall'importanza capitale per mille motivi, anche per il calendario non facile che attende queste due compagini nelle prossime giornate, dicevamo gli Hammers. Per il De Angelis direttamente la trasferta alla Stella Azzurra contro il Checco dello Scapicollo per Ness, quindi oggi chiede i 3 punti a questa gara. De Angelis che naturalmente non si darà vinto fino al triplice fischio, anche perché dopo una lunghissima serie di sconfitte nell'ultima gara è stato ritrovato almeno un punto d'orgoglio, accalappiato in qualche modo in casa con l'1-1 contro Bacci Immobiliare. Qui Rossi, autore proprio del gol del pari contro Bacci, appoggia Giannini alto sulla traversa. È un po' questo lo schema anche nel primo tempo dell'Albiceleste, che ha cercato tanto gli scambi tra i propri giocatori individualmente di tecnica sopraffina davanti, che naturalmente hanno potuto meno del solito su questo terreno, dove invece sembra trovarsi a proprio agio Giacinti, che però offre rimessa laterale al contrasto con Fiammelli. Avanza Palmieri per battere. È pronto Palmieri. Metti il tuo schermo davanti alla difesa, tagliamo io uscita quando ti uscì, ok? Fallo laterale lungo per la rovesciata tentata da Fiammelli, c'è Cosimi dall'altro lato, De Angelis mal posizionato in area di rigore, allora Cosimi al lato corto che guadagna rimessa dal fondo per il De Angelis, non guadagna nulla. Era vicino Buzzi che ha osservato l'evolversi della serie di deviazioni e alla fine ha offerto chance a Lucci che rinvia dal fondo con i piedi, errore elementare di Lucci che dovrà ripetere il rinvio facendo passare secondi preziosi per i suoi compagni di squadra. Ora salgono con Giacinti in verticale, Cioccari dal cerchio di centrocampo su Cavaniglia che mal controlla, è molto stanco il numero 7 che si gira però in un fazzoletto e offre a destra per la salita di Belviso che contrasta in area fino all'uscita risolutiva di Pacioni. Esagome sullo sfondo di Colbert, calcia 8 e Code 272, protagoniste nella gara che succederà a questa, sempre qui dal terreno dello Sport City, sempre per la 21esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Cioccari, lunghissimo il lancio, interviene così e così per una volta Trevisani, deve cucire in seconda battuta in qualche modo Zanobi, l'autore del gol dell'1-0, poi Pacioni. Decisivo quasi quanto Zanobi oggi, va a bloccare in presa. De Paulis, lungo da Fiammelli, palla che scorre, non ha creato moltissimo. Ness calcia 8 in questa ripresa dove ha badato prevalentemente a non prenderle, facendo scorrere i minuti, motivata anche dalla difficoltà di produrre gioco su questo terreno. Time out. E si è fatto male Palmieri nel frattempo.
Time out che Ness Calciotto vuole giocarsi con tutti gli uomini raggruppati in panchina. Sono invece intorno al direttore di gara nel cerchio di centrocampo, quelli del De Angelis. Sono un po' tutti da protestare per qualche motivo. Ci sarà da recuperare in questo secondo tempo tra Ness Calciotto e De Angelis. Sta per terminare il minuto di time out utilizzato da Mister Benetti per dare le ultime indicazioni. Anche un Fiammelli servito poco e male in questa ripresa, ma squadra che a livello difensivo ha chiuso bene i varchi ad un De Angelis che lamenta un rigore a suo dire non assegnato. Comunque rispetto alla prima frazione ha chiamato meno in causa Pacioni. Palmieri rinvia Palmieri, c'è lo stacco di testa di Aversano che raccoglie poi l'invito di Giacinti. Cavani a far proseguire, male però. Allora l'autore del gol dell'1-0 Zanobi che scava verso il lato corto dove nonostante la corsa e l'impegno Cosimi non può mantenere il gioco. Rimessa per Lucci, ora effettuata da Belviso. Si passa centralmente per Giacinti, un po' tagliato fuori Giacinti, deve recuperare la posizione, poi offrire qui sotto ad Aversano, toccato Aversano, si prosegue, la palla c'è il De Angelis, c'è Lucci che è mancino e vuole rinviare, lanciando direttamente verso l'area di Pacioni, ma è un cambio di gioco verso Rossi che al volo dà in zona Zanobi che calcia fuori senza guardare. Rimessa effettuata, Alessandro Trevisani ancora in fallo laterale. Cavaniglia, a contrasto Cavaniglia, calcio di punizione per Ness, si è fatto malissimo Cavaniglia nell'occasione. Battuta corta la rimessa da Ness, calcia 8 che prova a procedere in verticale lungo la fascia sinistra, un pallone che Lucci deve però semplicemente rimettere. Giacinti, sale Giacinti, palla al piede, Ness attende tutta nella propria metà campo, Giacinti con una deviazione, allora contropiede in campo aperto, possibile no perché interviene Belviso, messo in difficoltà dal tocco di Giacinti. L'ultimo a toccare è Belviso, fallo laterale, battuto lungo, naturalmente non c'è fuorigioco, quindi Fiammelli che però si addormenta nel dribbling sul rientrante Giacinti e fa anche fallo, facendo arrabbiare la propria panchina. Aversano, Giannini, ecco ancora Giannini, appoggia vicino a sé per Cioccari. Restituito il pallone all'11 che lo stoppa male, attenzione al contropiede di Ness, calcio 8, 2 contro 1, Cosimi è tutto solo dentro Fiammelli, Cosimi rallenta poi prova a servirlo, occasione d'oro, sventata però, allora lancio lunghissimo verso Rossi che fa rimbalzare, riesce a servire in qualche modo Giacinti, ancora da Daniele Rossi, la protegge, gliela sradicano regolarmente, no, con un fallo, secondo il direttore di gara. La munizione è per Daniele Rossi, il fallo l'ha commesso lui, va a chiedere scusa evidentemente per il calcio a palla lontana a Zanobi, chiede scusa anche a Buzzi. Si danno tutti il 5, 2 minuti circa al termine, Ness è sempre avanti per 1-0, decide per ora la rete di Zanobi. De Paulis ha battuto Cosimi, fondamentale il suo apporto d'esperienza, poi De Paulis al lancio verso Lucci che deve far solo rimbalzare, ma è calcio d'angolo.
Lucci che si rammarica per non aver bloccato questo pallone facendolo scorrere sul fondo pensando a un proprio possesso, ma invece è corner Ness che batte corto sul primo palo. Fiammelli anticipato, la deve tenere in campo Stefano Trevisani che calcia su un avversario per esoterra dentro l'area di rigore, lo scambio Fiammelli, si divora un gol già fatto che avrebbe chiuso la gara. E allora Lucci, uno degli ultimi assalti delle De Angelis, manca un minuto più eventuale recupero con Rossi servito in profondità, l'intervento a spazzare senza guardare di De Paulis, attacca ora a testa bassa l'albiceleste con tutti i giocatori nella metacampo avversaria. Cioccari prova a guidare l'assalto ma va ad incocciare su un avversario, alza un campanile Belviso, deve saltare egli stesso, servendo però alla fine Cosimi, ancora palla calciata in avanti, la protegge Cavaniglia che cambia gioco dall'altra parte, attenzione a Giacinti, l'assist dentro, col petto un difensore di Ness che poi offre ancora rimessa laterale, 30 secondi, poi solo recupero. E già chiare sono le sagome di Colbert, Calciotto e Code 272 che animeranno l'incontro delle 22:30, sempre qui dal terreno di Via Alvaro del Portillo. La rimessa era per Ness ed è giocata su Cosimi, protegge lui il pallone, Cosimi si destreggia ancora alla grande fino al ritorno positivo di Giacinti. Allora Giannini deve allargare, Versano non può arrivare. Attendiamo la segnalazione del recupero da parte dei due direttori di gara. Palla che va lunga, Cosimi la fa rimbalzare. Belviso 3 di recupero al termine. Con Giacinti che sale. Palla da Versano, gli restituisce Giacinti in area di rigore. C'è il tocco prima di Daniele Rossi di Alessandro Trevisani che trae in inganno gli attaccanti del De Angelis, facilita la presa di Pacioni che va da Palmieri, corre su Fiammelli che per un attimo non arriva, allora ancora Lucci, rinviera a lui, lo fa con le mani, lungo a far saltare Versano, in mezzo a due Versano, forse spinge ma si continua, allora Cavaniglia, Rossi a lottare in mezzo a 3 e a far fallo alla fine. Attenzione sulla panchina di Ness Calciotto a 120 secondi, spiccioli in più, una vittoria che sarebbe fondamentale, tra l'altro la prima di questo 2016 funestato per la formazione di Benedetti che qui in area di rigore con Fiammelli a controllare solo per un attimo. Allora Belviso, lungo dove salta Versano, intervento su di lui, Versano resiste dentro a Rossi, calcio d'angolo per il De Angelis, tutti in area di rigore per una delle ultime occasioni, sale Giannini, rimane dietro solo Belviso insieme a Lucci. Anche il vento a disturbare il corner di Rossi che parte ora in area di rigore, lo stacco fuori di Cioccari. Pacioni allora si prende la palma di man of the match dalle mani di Zanobi, probabilmente con la parata che salva il risultato per Ness calcio a 8. Giallo per proteste a Fiammelli nel frattempo. Forse ancora un supplemento di recupero per questo cartellino giallo, ma si tratterà di una manciata di secondi. Pacioni, rinvia lungo, Cosimi salta, Fiammelli deve tenerla dentro, non ci riesce. Lucci chiama l'ultimo sforzo Benedetti, Lucci inspiegabilmente la gioca corta da Belviso, manca pochissimo, lancia Belviso. A casaccio ma trovando Cavaniglia che la gira in qualche modo in area per Giannini, non è agganciato secondo il direttore di gara, allora sale Zanobi, non riesce però nel dribbling, un po' folle il dribbling di Zanobi a 30 secondi dal termine, interviene poi in scivolata Zanobi, fallo laterale e pallone perso fuori dal circolo. Ma che vuol dire che ne ha preso? Cioccari, Cavaniglia, contrasto con ed è fallo laterale per il Ness. Palmieri, lunghissimo, da Cosimi, tutto aperto a sinistra, deve solo congelare questo pallone. Fa correre Fiammelli. Fiammelli al lato corto dell'area di rigore, si ingolosisce, entra in area, converge, finisce per perderla su Belviso. Quando arriva però il triplice fischio del direttore di gara, basta un gol di Zanobi e le parate di Pacioni alla Ness calcio 8 per trovare una fondamentale vittoria salvezza contro l'FC De Angelis nella 21esima di Serie A.